Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, ben ritrovata con noi oggi sabato alla regia. Allora ti chiedo subito, mi sentite? Vedete la condivisione schermo? Tutto benissimo, sì. Perfetto, grazie. E allora veramente un grandissimo buongiorno a tutti voi, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora rassegna stampa di oggi di Radio Libertà in cui ci soffermeremo di nuovo sulla pagina esteri con questo accordo fra Iran e Stati Uniti che sembra imminente. Vedete qui già dalla prima pagina del giornale di oggi c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo la pace di Trump, qui direttamente, come dicevo, dalla prima pagina del giornale, la conferma testo pronto, domani la firma a Ginevra, le ultime incognite su uranio, beni congelati e Libano. Sì, perché poi la grande questione è anche quella sull'uranio impoverito, sull'uranio, scusatemi, da diluire, l'uranio arricchito. E poi alle 8:40 invece ci raggiungerà il nostrissimo e instancabile Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina per Radio Libertà del programma Te la rido io l'America. E insomma con lui e poi con i nostri ospiti, perché dopo i successi del centrodestra e della Lega nei ballottaggi della scorsa tornata elettorale ci occuperemo di Lecco come modello vincente per tutto il centrodestra, per la Lega, una sorta di laboratorio politico, no? Che deve essere valorizzato poi in tutto il paese. E il centrodestra compatto è riuscito a mandare a casa l'amministrazione uscente di sinistra, e con noi ci saranno Carlo Piazza, capolista della Lega Lecco per appunto la Lega Salvini, Lega Lombarda, recordman di preferenze, designato a vice sindaco, era stato già nostro ospite, vi ricorderete, e poi Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani proprio per Lecco. E poi dopo questo excursus sulla scorsa tornata elettorale delle amministrative, alle 9:05 si collegherà con noi anche Francesco Giubilei, come sapete firma per il giornale, presidente della Fondazione Tatarella e del Movimento di Idee Nazione Futura, e con lui torneremo ad occuparci di immigrazione. Innanzitutto di quello che è successo a Belfast con la sinistra che ha minimizzato il fatto del gravissimo del tentativo di decapitazione da parte di un somalo, quindi le proteste che sono scoppiate, e poi con lui ci occuperemo anche di questo caso degli studenti italiani che in un liceo di Cesena sono stati puniti perché avevano esposto appunto lo striscione Italia agli italiani. E insomma addirittura la richiesta di una tesina rieducativa, un episodio che ha sollevato tantissimi interrogativi. E io vi ricordo anche le nostre coordinate della radio, quindi potete seguirci sempre dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal sito internet della radio, quindi www.radiolibertà.net, dalle nostre app, quindi sempre per i sistemi operativi iOS e Android, dal canale YouTube. Vi ricordo anche che per questo nostro spazio interno, no, di democrazia, di dibattito, di pluralismo, vogliamo sentire le vostre idee, i vostri punti di vista, quindi potete mandarci i vostri messaggi al 340 6709 659, il numero di WhatsApp, potete anche chiamarci allo 02 9294 7222, 3 volte 2 finale. E insomma, ovviamente potete anche scrivere poi i vostri messaggi proprio sotto le dirette Facebook, quindi della pagina della radio e della Lega. E allora giornale di oggi, vedete, io avevo inquadrato qui la prima pagina, ma subito con l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, l'antidoto al pensiero unico: signori accomodatevi, ma lasciate fuori il politicamente corretto. La realtà bussa con la grazia di un bulldozer. Efficacissima questa immagine. Il paradosso è servito mentre le cancellerie si fanno il segno della croce, e quindi in attesa di quello che sta per accadere, i tecnocrati in Kashmir gridano al fascismo, Donald Trump resta l'unico vero democratico in campo. Nell'Occidente dei filtri Instagram, l'uomo del riporto impossibile parla la lingua della democrazia vera, quella che puzza di grasso per motori, di bollette e di voti che pesano più dei tweet. Guardatevi intorno. Da una parte le oligarchie del pensiero unico, i signori del silicio che vedono un'officina solo nei documentari, dall'altra lui, Trump, che non è un'anomalia, è la reazione chimica, è un sistema che ha scambiato i cittadini per utenti. È l'anarca che usa il sistema per scardinarlo. Mentre i progressisti discutono di pronomi nelle ZTL, lui va dove batte il dente del popolo.
solo, ce ne servirebbero due, uno per il deep state americano, l'altro per un'Europa che muore di noia e regolamenti, perché il vero malato non è Washington, ma questo museo chiamato Unione Europea. E qui il paragone che ovviamente sta tracciando, no? C'erano tra Trump da una parte e gli eurocrati dall'altro, è anche un riferimento a quello che ha detto lo stesso Trump, e cioè sul fatto che su questo accordo che sta per arrivare con l'Iran effettivamente un po' è mancato, secondo Trump, l'apporto, il contributo degli europei. Lui ha proprio detto: voi europei non avete fornito nessun contributo per questo accordo. Siamo noi il problema, qui spiega, no, Cerno, perché un non luogo, questa Unione Europea, dove l'ideologia green sostituisce il pane e la burocrazia, e sostituisce poi, manca anche il coraggio. Guardiamo noi il dito, Trump, e ignoriamo invece la Luna, che è il nostro declino, il declino che ci crolla in testa. La minaccia non è l'uomo che urla nei comizi, ma il silenzio dei corridoi del potere dove decidono la nostra fine con un sorriso cortese. Se il populismo è la medicina contro l'oligarchia del nulla, allora ne serve una dose doppia, probabilmente e possibilmente imparando dagli Stati Uniti. Eh sì, perché poi comunque anche i dati, no, sugli Stati Uniti che si confermano a questo punto forse il più grande esportatore di greggio, poi anche tutti i successi in borsa, abbiamo visto anche la quotazione di SpaceX di Elon Musk, sempre invece dalla prima pagina del giornale, su questo tema già si era iniziato a discutere, vi ricordate, no? Per le proposte meno tasse al ceto medio, le proposte fiscali, il governo che trova le risorse, taglio dell'aliquota IRPEF, il vice ministro Leo che annuncia una misura da 3 miliardi, buone le chance di riuscita. Il governo è già a lavoro per centrare l'obiettivo di tagliare le tasse al ceto medio, lo aveva anticipato appunto Giorgia Meloni. E poi la bugia social che si sta come al solito sta confermando ancora poi la malafede dei 5 Stelle, la loro volontà sempre di manipolare, perché c'è un taglio e cuci di Conte, un video fake contro la Premier, questa è un'altra bugia che appunto viene diffusa. E poi pensate che cosa è successo a Vannacci. Vedremo poi dalla prima pagina di Libero, c'è una vignetta dedicata a lui, insomma è stato strigliato il generale perché è stato rifacciato dalla Meloni, ma insomma stai votando assieme ai Dem e alla sinistra su alcuni provvedimenti, già ben 6 volte, e stai alla fine realizzando il gioco quasi da marionetta, insomma mosso e manovrato dalla sinistra, stai realizzando il loro gioco, favorendo la loro strategia, ma c'è questo primo fuggi-fuggi. Iniziano le defezioni da Renzi a Mosca, ecco chi lo manovra, qualcuno ci ripensa e lascia la casa del generale Vannacci. Pensate, appena entrata in Futuro Nazionale e poi già abbandonata, ed è Maria Ciaccia, consigliera comunale di Brindisi, che ritorna in Forza Italia e non sarà la sola, e probabilmente ci si sta rendendo conto, no, del fatto che il movimento non è ancora strutturato, poi leggeremo, non è ancora strutturato, manca una vera identità, netto dei proclami, siamo la vera destra, sì, poi si vota magari con la sinistra su alcuni provvedimenti, e leggeremo anche alcuni articoli, vedremo che insomma paragonano questa anche convention che si tiene oggi a Roma di Futuro Nazionale a una sorta un po' di meetup grillino, no? Che ricorda quel movimento lì un po' così raffazzonato, rabberciato, alla ricerca di idee. Vabbè che poi leggeremo anche l'articolo su addirittura il PD che per le feste dell'unità interrogerà l'intelligenza artificiale alla ricerca di programmi e idee, pensate un po'. Pressing della Lega, raccolta delle firme per Salvini, di nuovo al Viminale, qui se ne occupa Michel De Sima, vedremo anche poi Libero che affronta la questione e vi ci porta infatti subito, vedete la Lega che pressa Salvini al Viminale proprio per questa svolta che si vorrebbe, si era detto comunque Piantedosi ha lavorato molto bene, però questo potrebbe essere un segnale fortissimo, non solo simbolico, di appunto Matteo Salvini, il ritorno al Viminale, il Carroccio, Piantedosi è capace, niente scontri, ma così conteniamo anche Vannacci, quindi le mosse nella maggioranza. Raccolta di firme a Modena, ma nel partito c'è anche qualche dubbio, avremmo dovuto concordare l'operazione prima con Giorgia, qui si sostiene, insomma, il segretario conta i giorni che lo separano dalle elezioni, mesi significativi, vi leggo qui, no, vedete, dall'articolo di Michel Dessy, sente la pressione della base, dei parlamentari che sono anche, che hanno paura magari di perdere il seggio, se il partito non dovesse raggiungere il 10%, bisogna dare il massimo per recuperare consenso. Matteo Salvini sa di poter offrire risposte immediate ed efficienti in merito alla sicurezza e all'ordine pubblico, ma non perché
come stavamo dicendo prima, Matteo Piantedosi non sia in grado di farlo. Per dirlo con le parole delle nostre fonti interne alla Lega, qui scrive appunto De Sì per il giornale, serve uno che sappia anche attuare politica, e questa è la linea di tutto il partito. Anche il segretario della Lega Giovani Luca Toccalini, impegnato ad organizzare l'evento per i giovani leghisti a Milano Marittima dal 26 al 28 giugno, non ne fa mistero. Sapete, Next Us, questo evento che radunerà tutti i giovani della Lega, no? Tutta Italia, ci sarà anche Cruciani tra gli ospiti, forse avete già visto, no, anche sui social, può essere una grande opportunità, dice il giovane parlamentare, riferito appunto a Toccalini, una opportunità per rafforzare ancora di più il governo in questa fase. Chiediamo, è sicuro che si possa rafforzare il governo o c'è il rischio che si creino fibrillazioni? Guardi, Salvini ha già dimostrato in quel ruolo di avere grande coraggio e determinazione, i cittadini se lo ricordano molto bene, la politica dei porti chiusi, veramente l'unico quasi statista, sì, statista, insieme a Viktor Orban, che ha dimostrato in Europa come si possono controllare le frontiere e come si può evitare questa grande invasione di clandestini, di immigrati irregolari. Gli è stata privata la possibilità di tornare al Viminale per colpa di un processo farsa. Sarebbe giusto che quel ruolo torni a lui, un processo che, lo dicevamo, non sarebbe nemmeno dovuto iniziare. D'altronde è andata così. A Matteo Salvini è stato impedito, a causa del processo con la ONG spagnola Open Arms, di tornare agli interni, un processo conclusosi con una piena assoluzione, nessun sequestro di migranti, ma sola difesa dei confini, che vuole tornare a proteggere. Ma a che costo? Qualcuno nel partito esprime dubbi a quello che stavamo leggendo prima. Avremmo dovuto concordare l'operazione con Giorgia Meloni. Ovviamente nessuno vuole andare allo scontro, sia ben chiaro, precisa questa fonte. Io penso che oggettivamente gli ingiusti processi a cui è stato sottoposto Salvini non hanno consentito di riprendere il ruolo che per noi è stato fondamentale. Ma oltretutto, ecco, la riflessione che era sorta era anche questa, cioè vi pare possibile che poi, se un ministro degli interni, ricordiamo, l'abbiamo appena detto, no, si è comportato in questo modo veramente da statista unico, statista europeo insieme a Viktor Orban a fermare l'immigrazione, per capire e essere sicuri che quella condotta fosse pienamente lecita, cioè anzi verrebbe da dire ovvia, un ministro degli interni che vuole controllare le frontiere. Abbiamo dovuto aspettare tutti questi anni un processo lunghissimo che si è concluso addirittura in Cassazione. Quindi, se non è questa magistratocrazia, no, con le toghe che devono decidere alla fine cosa sempre è giusto anche per la politica, per un ministro degli interni, cosa è giusto fare. E mentre si prepara il prossimo Consiglio federale, previsto già per la prossima settimana, dove verrà nominata la nuova squadra, i militanti si mobilitano. A Modena sono scesi in piazza con manifesti e magliette inequivocabili. Salvini agli interni senza paura. Fanno sapere che il 20 e il 21 giugno raccoglieranno le firme dei cittadini per chiedere che il loro segretario torni al Viminale. Ce la faranno? E questa appunto è la domanda con cui si chiude questo articolo. Vedete qui invece a pagina 8, a proposito sempre del nodo coalizioni, il vanacismo utile alla sinistra già delude i suoi primi passi indietro, quello che stavamo leggendo, malumori, la consigliera di Brindisi che lascia, non voglio votare con il campo largo, e qui la lettera invece di Giannino Della Frattina che scrive, titola "Ora è l'ufficiale di complemento dei progressisti", cioè la serie vanacismo che è a rimorchio, no? Proprio della sinistra. E quindi viene da suggerire che mentre lei serviva con disciplina e onore la patria tra una guerra civile in Iraq e quella dell'Afghanistan, la disputa sul quale sia la vera destra grovigliava dibattiti e congressi di partito. Roba partita nell'MSI di Arturo Michelini e Giorgia Almirante, che proseguì la sfida con Pino Rauti. Poi Gianfranco Fini ebbe la meglio su Marco Tacchi e Gianni Alemanno, padre putativo proprio di Giorgia Meloni, oggi sorella d'Italia. Quindi, insomma, soprattutto qual è la questione? Ecco, quindi non c'è nulla di più passatista e meno futurista, dunque, del tentativo di catalogare i cromosomi di destra. Qui appunto il richiamo, la strigliata a Vannacci, soprattutto se per farlo, dopo aver abbandonato Matteo Salvini, si attacca a Giorgia Meloni e si dimentica Silvio Berlusconi, che predicava la necessità di federare, intuendo che solo così gli italiani, per indole e convinzione da sempre di centrodestra, avrebbero riavuto quella rappresentanza che sinistra e cattocomunismo avevano per decenni usurpato. Ecco, il ricordo di Silvio Berlusconi, vedete, no, in questo articolo, forse l'avete anche
già letto, ovviamente forse commentato anche il post che aveva dedicato proprio il vice premier, il segretario federale della Lega Matteo Salvini al ricordo di Silvio Berlusconi. Io ve lo riapro da qui, vedete, no? Che lui aveva dedicato, intanto vedete questo post, condivido pienamente le parole di Papa Leone: cari fratelli migranti, rispettate le leggi del paese che vi accoglie, e poi il duro monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi. E insomma c'è la verità, no, di oggi, che ha titolato appunto Papa Leone che sbrana il buonismo di certa sinistra, proprio con questi messaggi, con queste parole. E poi il post che vi stavo richiamando, vedete, ci manchi Silvio, questo appunto dopo, per il ricordo di Silvio Berlusconi, e vedete, no, tutte le 12 giugno 2023, 12 giugno 2026, i 3 anni senza Silvio, e qui tutte le varie foto che ricordano Silvio Berlusconi, vedete qui, super vincente con il Milan, per sempre con noi Silvio. E poi l'altro tema di questi monopattini, dopo la tragedia di un diciottenne che ha perso la vita, erano senza casco a Milano, in due su un monopattino contro un'auto a Milano, e ci torniamo oggi, dati sono gli articoli su questo fatto, e anche la riflessione, per esempio, della Verità di oggi, no? Che chiede allo stesso Sala di intervenire, di vietarli, perché ovviamente non è possibile che ci sia questo Far West e questi rischi per la sicurezza di giovanissimi che muoiono così. E allora io riprendo intanto il giornalone, il sito Il Giornalone, magari l'avete già aperto anche voi per questa carrellata, no, delle prime pagine di tutti i quotidiani. Vedete, ve lo riaggiorno, rassegna stampa di oggi, sabato 13 giugno, e allora il Corriere della Sera, proprio su questo tema dell'intesa tra Iran e Stati Uniti, l'Iran mai così vicini a un'intesa. Qui è la foto appunto del giovane che ha perso la vita, Eros, e poi anche la stessa Repubblica, vedete, la firma si avvicina, la stampa che comunque si occupa tanto, no, di pagina internazionali di esteri, USA-Iran accordo a un passo. Qui vedete poi tutti gli altri quotidiani, per esempio il Messaggero, questa novità, ulteriore novità per il processo di Garlasco con Stasi che è verso la libertà, ma anche qui intesa USA-Iran a rush finale, il resto del Carlino, Hormuz, uranio e quattrini, la tregua tra Iran e Stati Uniti. E poi il Fatto Quotidiano, che ovviamente non perde occasione per attaccare e delegittimare Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. E poi La Verità, Stasi libero finalmente, e il Papa, i migranti che devono imparare la lingua. Il giornale che abbiamo visto prima, no, con il primo Fuggi da Vannacci, Libero, che dicevamo anche prima, no, dedica questa sua prima pagina con la vignetta al generale: i soldatini rossi di Vannacci, la sinistra che si arruola, ma che qui pace nera nei mediatori giurano è fatta. Il Tempo poi, lo scippo, vedete Ellis Line qui, no, che va sulla guida appunto di uno scooter che sta derubando un'anziana signora, perché l'idea della patrimoniale, delle nuove tasse nel programma, no, del centro-sinistra per tassare la proprietà. E poi quello che stavamo richiamando prima, Piazza Affari record su intesa Stati Uniti-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street, questa dalla prima pagina del Sole 24 Ore. E a proposito di Sole 24 Ore, andiamo a vedere anche però l'home page dell'online di internet. Vedete qui SpaceX che vale 2.000 miliardi di dollari, cifre mostruose, praticamente ci si avvicina al PIL dell'Italia. Poi anche il record di Piazza Affari, Musk prima al mondo con patrimonio di oltre 1.000 miliardi, e poi è stato ribadito che anche gli stessi lavoratori di questa azienda con partecipazioni azionarie in un pacchetto, in un asset del genere, praticamente potranno diventare milionari loro stessi. L'accordo USA-Iran in 14 punti, alcuni contestati da Trump, e poi quello che stavamo prima anche citando a proposito del cantiere delle riforme, qui il fisco, piano per la manovra, taglio IRPEF e sconti per affitti ai giovani. Vedete al forum in Masseria, l'evento appunto guidato da Bruno Vespa, organizzato da Bruno Vespa, al lavoro per ridurre dal 10 al 15% l'IVA per le locazioni da costruttore, e poi l'estensione fino a 60.000 euro dell'aliquota IRPEF al 33%, che costa 3 miliardi, quindi risorse con il taglio delle tax expenditures. Qui la spiegazione e poi soprattutto il tema, no,
appunto della nuova riduzione IRPEF, che sarebbe il cuore di questa proposta. La mossa principale resta però l'intervento sull'IRPEF, anche in termini di biglietto da visita con cui governo e maggioranza poi puntano a presentarsi alle elezioni del prossimo anno. Quindi vogliamo realizzare un altro pezzetto di riforma, ha spiegato il Vice Ministro, cercando di ridurre l'aliquota IRPEF dal 43% al 33% per chi è nella fascia di reddito tra 50.000 e 60.000 euro, ossia la platea di contribuenti che costituiscono il famoso ceto medio. Qui l'ostacolo finanziario è decisamente più difficile rispetto alla tassazione della casa per gli under 36. Quindi il nuovo intervento sull'IRPEF, ha rimarcato il Vice Ministro, costa 3 miliardi. Concretamente quanto è probabile arrivarci? La domanda. In una scala da 1 a 10, Leo indica un punteggio potenziale di 7, perché dobbiamo vedere innanzitutto come andrà la situazione sul deficit. Quindi se a ottobre la situazione sarà ok, potremo poi trovare le risorse. E questo un tema ovviamente degli sgravi fiscali, delle riforme fiscali, ma degli interventi comunque in campo economico, come finanziarli, perché vi ricordate anche il dibattito che era sorto, anche insomma sollevato dalla stessa Lega, perché non intervenire, la proposta di Siri, anche con una tassazione particolare sugli extra profitti delle banche. Molti di voi forse l'avevano già letto, visto, qui io ve lo richiamo dal sito di Radio Libertà della nostra radio, vedete, no, Siri, le banche paghino più tasse senza drammi. Questo sempre a proposito della copertura finanziaria. Il responsabile, ecco, lo citiamo perché riteniamo che insomma debba essere un punto fermo questo. Il responsabile dei dipartimenti della Lega ritiene che gli istituti di credito facciano parte di un preciso ecosistema di cui loro stessi si alimentano. Quando va male lo Stato paga, quando va bene è giusto che paghino un po' anche loro per aiutare famiglie, imprese, ospedali, sicurezza e scuole. E qui vi ricordate l'intervista che lui aveva rilasciato per Giuseppe Colombo. Io riapro un attimo però anche la prima pagina, qui l'home page, scusatemi, di Radio Libertà, parlando liberamente con Fabio Dragoni, da Novac a Belfast sanno solo taroccare, del nostro direttore Giovanni Sallusti, che ha condotto questa chiacchierata. Vedete per oggi, 13 giugno, una anticipazione, e ovviamente poi ci tornerete, no? La sentirete, la vedrete tutta per intero questa intervista. Perché la richiamiamo? Perché, come abbiamo già detto con il nostro ospite Francesco Giubilei, poi ci occuperemo anche di questo tema, del fatto che la sinistra ha voluto minimizzare un fatto brutale, da giungla. Quante volte abbiamo detto, se importa il terzo mondo, diventi terzo mondo. Scene inenarrabili, no? Di questo somalo che stava provando a decapitare un cittadino irlandese. E la sinistra prima ha occultato, minimizzato questo fatto, poi invece si è concentrata sulle accuse di razzismo nei confronti dei cittadini irlandesi, che hanno detto basta, non ne possiamo più. Si è scatenata questa rabbia, la folla inferocita per l'ennesimo reato gravissimo, violento. Questo irlandese stava per perdere la vita, ha perso un occhio, l'ennesimo reato violento commesso da queste risorse, no, secondo la Boldrini, sul nostro continente europeo. Allora sentite qui, su Belfast la narrazione mediatica è invecchiata malissimo. Fin dall'inizio, prima è stata raccontata come un accoltellamento invece che una decapitazione in favore di telecamera. Poi hanno cercato di camuffare il racconto, spostando il focus sulle auto in fiamme e sulle rivolte anti-migranti. Si sono concentrati solo su quello. Quelle stesse persone che si vantavano 5 anni fa di aver finanziato le fondazioni dedicate a George Floyd. Ecco il doppio pesismo, perché per Floyd, insomma, si sono scatenati, si sono inginocchiati, però qui a quanto pare pochi artisti, se non sbaglio forse solo Miguel Bosé, qualcun altro che si è inchinato per Novak. E quindi fondazioni dedicate a George Floyd all'epoca per far uscire di prigione i teppisti, sentite, che avevano messo a ferro a fuoco Minneapolis. Ora si indignano per le proteste in Irlanda del Nord e dimenticano le gravi condizioni di salute del povero Stephen Ogilvy, la vittima. E infatti, dopo che i video dell'esecuzione barbara dello sgozzamento sono rimbalzati su tutti i social, i giornalisti irlandesi hanno discusso solamente se fosse opportuno impedirne la circolazione in nome dell'ordine pubblico. È così che i media tradizionali stanno perdendo completamente di credibilità. E infatti poi
tante accuse anche sulle piattaforme social, no? È stato detto, ma non dovevate far vedere questo video così barbaro. E certo, perché gli europei, no, non si devono rendere conto di quello che sta accadendo, degli infiniti reati violenti che commettono appunto questi immigrati clandestini. Questo è il senso. Ma a proposito poi, ecco, di questo fatto di Belfast, poi ovviamente ci torneremo, volevo anche citarvi, vedete qui adesso, perché ce ne occuperemo con appunto il nostro ospite Francesco Giubilei, ma Francesco Giubilei oggi sul giornale si occupa anche del tema degli studenti patrioti che hanno osato scrivere, no, questo striscione, lo striscione Italia e gli italiani. Ci occuperemo anche di questo con lui nella nostra intervista, e allora ve lo richiamo perché a pagina 11, vedete, andiamo da qui, ve lo riapro direttamente dal giornale di oggi, e quindi studenti patrioti puniti con tesine riparatorie, l'ufficio scolastico ora chiede chiarimenti. Coinvolta anche la preside che dovrà spiegare la sanzione. L'intervento arriva dopo le richieste del ministro Valditara. Uno dei ragazzi: mi aspettavo qualcosa sui regolamenti, invece sono i temi cari all'antirazzismo militante. Eh sì, perché avete visto una sorta di rieducazione staliniana, di processo poi alle intenzioni, processo alle opinioni politiche. Hai usato pensarlo in maniera diversa, scrivere questo, esprimere la tua idea, e quindi dobbiamo punire con la tesina. E quindi quello che era successo, no? Vedete qui la vicenda dei due studenti sanzionati con il 6 in condotta e una tesina riparatoria per aver esposto uno striscione con scritto Italia agli italiani al liceo Monti di Cesena, che è arrivato a un punto di svolta. In seguito alle dichiarazioni rilasciate ieri al giornale dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha infatti chiesto chiarimenti ufficiali. Da qui la richiesta di una relazione all'ufficio di ambito territoriale di Forlì Cesena insieme a elementi informativi alla dirigente scolastica del liceo. Proprio sulla discordanza tra quanto dichiarato dai professori e la sanzione proposta, il ministro Giuseppe Valditara aveva dichiarato al giornale: occorre chiedersi quale sia la motivazione di questa sanzione. È stato dato un 6 in condotta per aver affisso uno striscione contravvenendo alle regole dell'istituto, oppure per stigmatizzare il contenuto del manifesto? Questa è la domanda, no? È stata una forma di censura, e poi il conseguente processo staliniano, la purga, no? Con questa tesina rieducativa. Ma appunto abbiamo citato il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito. Andiamo a vedere, a commentare anche l'intervista che lui ha rilasciato per il Tempo di oggi. Allora andiamo a pagina 7, ve lo riapro però da qua, ecco, facciamo prima così, vedete il Tempo di oggi, andiamo a pagina 7, questa paginata poi se non riusciamo a finirla prima del break ci ritorniamo, del break delle 8:30, con noi al governo l'indottrinamento a scuola non è più tollerato. E sì, perché l'indottrinamento continua, questi sempre poi i laboratori politici dell'Emilia Rossa, l'Emilia Romagna Rossa, perché vedremo anche quest'altro caso scandaloso, forse molti di voi l'hanno già visto, di un baby pride, no? Per i bambini, sempre per l'indottrinamento. Addirittura lì in quella, cioè con quella proposta del baby pride si affermava per scardinare l'eteronorma. Sentite, vabbè, poi ci torniamo. Vedete, il ministro dell'istruzione qui, dopo il caso dello striscione l'Italia agli italiani, va capito se la sanzione scolastica è legata a quella frase. E non è certo razzista questa frase Italia agli italiani. Infatti Valditara spiega: questa è una frase che è stata ripetuta da partiti come Lega, Fratelli d'Italia, comunque da una destra moderna, ma poi è un'idea che nasce nel Risorgimento, mazziniana. Con questo governo e con me ministro dell'istruzione e del merito, l'indottrinamento a scuola non è più tollerato, dichiara appunto il ministro Valditara per Dario Martini qui sul Tempo. Giuseppe Valditara non ci gira intorno. L'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna ha appena chiesto chiarimenti al dirigente del liceo Vincenzo Monti di Cesena, che ha sanzionato 2 studenti rei di aver appeso uno striscione con scritto l'Italia agli italiani. Per loro infatti è scattato il 6 in condotta e il compito di preparare una tesina riparatoria da presentare alla maturità. Tesina che implicherà una riflessione sulle leggi razziali sul libro dal titolo Gli africani siamo noi. Cioè, sentite che indottrinamento, si passa da loro che hanno detto un'ovvietà, l'Italia e gli italiani, e qui si passa ai cortocircuiti, ai paradossi. Bisogna preparare, no, una tesina dal titolo Gli africani siamo noi.
se non è questo tentativo di indottrinamento. Ministro Valditara, perché ritiene necessario chiarire questa storia? Risposta di Valditara: il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha chiesto alla scuola di motivare l'attinenza del contenuto dell'elaborato critico con il comportamento censurato. Vuole capire perché si è scelto proprio quell'argomento, ovvero una riflessione sul razzismo. L'elaborato deve essere riparatorio di un comportamento scorretto. E allora, la domanda di prima: qual è il comportamento scorretto? Si sono violati dei regolamenti sull'affissione o semplicemente si vuole censurare un pensiero difforme dal pensiero unico immigrazionista? 8:30, Natalia, chiedo a te conferma. Allora facciamo questa piccola pausa e torniamo poi a riprendere l'intervista al ministro Valditara. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora vedete, torniamo sull'intervista al ministro Valditara per questo caso degli studenti, no, del liceo di Cesena che sono stati puniti per lo striscione l'Italia e gli italiani con questa scritta. E quindi qual è questo comportamento scorretto? Pare che quei ragazzi in passato avessero ricevuto anche alcune note disciplinari. Questo io non lo so, a me interessa un altro aspetto, cioè se il contenuto dell'elaborato critico è riconducibile alla frase contenuta nello striscione appeso a scuola. In questo caso l'oggetto non sarebbe pertinente, dal momento che l'Italia e gli italiani non è un'affermazione razzista, ma c'è un altro aspetto da sottolineare, quale? Quello che stavamo prima richiamando. Quella frase è patrimonio della destra italiana moderna, l'hanno usata fra gli altri partiti come la Lega, Fratelli d'Italia. Pertanto sarebbe grave imporre una sanzione sulla base di quella frase. Sarà l'ufficio scolastico regionale ad appurarlo. C'è un problema nel corpo docente? Noi abbiamo circa 1 milione di insegnanti, in quasi 4 anni ne ho incontrato tantissimi, ho visitato 350 scuole, la stragrande maggioranza svolge il proprio lavoro in modo serio, professionale ed equilibrato. Bisogna essere riconoscenti nei loro confronti. Poi c'è una piccola minoranza che pensa sia legittimo indottrinare gli studenti e ci viene da dire che sia una minoranza aggressiva, no? Vuole imporre la propria visione del mondo. Con i precedenti governi, quindi di tanti colori, si è fatto finta di niente per non avere contestazioni e non essere attaccati da una certa intelligenza subito pronta a dare del fascista. Sì, perché poi questa minoranza, professori indottrinati a sinistra, è molto rumorosa, fa chiasso. Oggi con questo governo e con questo ministro tutto ciò non è più tollerato. Cosa dovrebbe cambiare? I docenti dovrebbero stimolare, devono stimolare lo spirito critico, favorire il pluralismo, prospettare opinioni diverse, metterle a confronto. Ciò non toglie che debbano anche fornire legittimamente la propria versione, ma sempre tenendo conto delle altre letture. La finalità dell'insegnamento è far maturare lo studente, valorizzare i suoi talenti. La grande missione della scuola è educare alla libertà, essere liberi da qualsiasi soggezione a persone, mode o ideologie.
In passato lei ha già inviato gli ispettori a scuole dove si faceva propaganda pro-PAL, come quando fu invitata Francesca Albanese senza alcun contraddittorio. In un caso è stata irrogata una sanzione disciplinare, così come ci sono state nei confronti di quei docenti che compivano propaganda a scuola insultando il governo o facendo campagna per il no al referendum. Oggi è cambiato il vento, abbiamo emanato una circolare molto chiara che invita a stimolare lo spirito critico, il pluralismo delle idee, il dibattito e a contrastare l'indottrinamento. Fino al termine del mio incarico continuerò ad andare avanti su questa strada. Francamente non mi toccano gli insulti, le minacce, i tentativi di delegittimazione che arrivano anche da certi intellettuali progressisti che in realtà non hanno capito il vero senso della democrazia. Le dirò di più, è lo stesso statuto delle studentesse e degli studenti a dire che non si può sanzionare uno studente per il suo pensiero politico. Quello che di fatto è avvenuto, la sanzione al pensiero politico difforme, no, rispetto a quello unico della sinistra. Le aggressioni agli insegnanti preoccupano. Penso al caso di Parma dove il professore non ha voluto denunciare. È vero, ma in quel caso ci ha pensato il procuratore della Repubblica ad aprire un'indagine e la scuola è intervenuta, se non ricordo male, con la bocciatura e la sanzione a svolgere attività di cittadinanza solidale. A prescindere dai casi singoli, dobbiamo considerare che rispetto all'anno scolastico 2023-2024, quando abbiamo iniziato a contabilizzare le aggressioni ai docenti, per la prima volta c'è stata una netta diminuzione. Sono circa una ventina in meno. I ragazzi non rispettano più l'autorità? La risposta di Valditara: questo è il vero problema. Veniamo da decenni di delegittimazione dell'autorità. Ricordo un episodio che ho inserito anche nel mio libro, La rivoluzione del buonsenso. Mi ero da poco insediato al ministero quando una professoressa mi contattò raccontandomi di una sua studentessa che si rifiutava di spegnere il cellulare. Di fronte al rimprovero rispose: io non riconosco la tua autorità. Questo è il simbolo della crisi del rapporto tra studente e docente. Quindi una delegittimazione dell'autorità, ma insomma tutto questo nasce anche per colpa del 68. E infatti sentite poi cosa afferma il ministro Valditara, come risponde alla domanda: è sufficiente intervenire solo a scuola? Sicuramente c'è il tema dei social che stimolano l'aggressività e la maleducazione. L'altro aspetto decisivo è l'educazione a casa. Non voglio generalizzare, ma in alcuni genitori cresciuti all'indomani delle tendenze culturali ed educative diffuse dal 68 e dintorni, non vi è più l'attenzione ad un rapporto che stimoli il giovane al rispetto dell'autorità e al senso di responsabilità. Talvolta assistiamo a genitori che si trasformano in sindacalisti del figlio contestando i docenti. È necessaria una svolta culturale e valoriale. Pensiamo a Michel Foucault, che arrivò addirittura a paragonare le scuole alle caserme, alle carceri o agli ospedali. Quella è la stessa visione che ritorna nelle frasi di una certa sinistra moderna, quando mi accusa di disciplinamento, autoritarismo, addestramento, concetti che risalgono al 68 e che però udiamo ancora oggi. Proprio vero, no? Concetti che nascono lì e che purtroppo poi hanno fatto breccia e si sono diffusi, e quindi vediamo anche i frutti nelle istituzioni scolastiche. Allora io vi citavo anche quest'altro caso, no, Vittorio, di scusami, Sì, abbiamo una dimmi, chiamata. dimmi. Ah, perfetto, allora la facciamo sentire, anzi scusatemi per l'attesa, prego. Buongiorno signor Pier Vittorio, Lisetta. Ciao Lisetta, ben ritrovata. Grazie mille. Allora, io volevo dire qualcosina sull'immigrazione, tanto per cambiare, perché stiamo fallendo, signor Pier Vittorio. Allora, sull'immigrazione la società occidentale sta fallendo. È troppo lento rispetto all'esacerbarsi, questa dovrebbe essere la parola, del fenomeno. Il foglio di via non basta, è inefficace. Vanno fatte le espulsioni immediate per chi delinque e va impedito, secondo me, che possano rientrare. Inoltre, le nostre forze dell'ordine devono essere tutelate, naturalmente. Infine, signor Pier Vittorio, chi viene in Italia e ha modi di fare palesentemente, dico io, in contrasto con il nostro vivere civile, cioè odori di condominio, riti religiosi, eccetera, deve farlo rispettando gli altri, altrimenti cambia abitudine o se ne va. È tanto semplice, dico io. Tutto qua, nient'altro, signor Pier Vittorio, buona giornata. Grazie Lisetta, grazie, buona giornata anche a te
E quello che ci hai detto ovviamente si ricollega anche a quello che poi affronteremo con il nostro ospite Francesco Giubilei, quello che è successo a Belfast, che deve essere un monito, e ovviamente Lisetta siamo d'accordo con te, cioè assolutamente bisogna proseguire in questo cammino di innanzitutto chiusura delle frontiere, controllo, maggiori espulsioni, espulsioni più veloci ed essere al passo quindi con questi trafficanti di uomini. Ed è quello che vi volevo richiamare, probabilmente l'avete già visto, ecco, prima di iniziare la nostra prima conversazione su temi di politica interna, no? Il modello politico, il laboratorio politico di Lecco, però vedete la settimana leghista, ve l'abbiamo citata anche le altre volte, questa è relativa appunto al 7 giugno 2026, poi domani, tra stasera e domani vedrete anche la settimana leghista che si conclude appunto tra oggi sabato 13, domenica 14, però proprio sui temi dei rimpatri e del regolamento europeo rimpatri, quindi accolte le proposte della Lega e del gruppo Patriots. La Lega accoglie con soddisfazione l'accordo raggiunto a Bruxelles sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, frutto di un lungo lavoro che è stato condotto anche dalla delegazione leghista al Parlamento europeo. Tra le novità più importanti figurano il riconoscimento del ruolo dei centri di rimpatrio nei paesi terzi e quindi procedure più rapide ed efficaci per l'espulsione di chi non ha diritto a restare in Europa, superando molti degli ostacoli burocratici e amministrativi che finora hanno rallentato i rimpatri. E poi l'altra grande questione del controllo ai confini, qui giustamente l'Italia che ha alzato la voce, decide l'Italia, non Bruxelles. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha invitato 9 paesi dell'area Schengen, tra cui l'Italia, a eliminare o limitare i controlli alle frontiere interne. Una richiesta che arriva in una fase particolarmente delicata sul fronte della sicurezza e della gestione dei flussi migratori. Decidiamo noi come, quando, per quanto e chi controllare i nostri confini per proteggere gli italiani, non Bruxelles, ha ribadito la Lega. La sicurezza dei cittadini e il controllo delle frontiere restano una priorità che non può essere subordinata a decisioni burocratiche calate dall'alto. Allora questo appunto per commentare quello che ci hai detto te Lisetta, e io prima di iniziare l'intervista volevo solo richiamarvi poi il Corriere di oggi un attimo, prima pagina e pagina 2, scusatemi ve la apro da qua, perché c'è anche il colloquio di Trump proprio con la redazione del Corsera. Prima abbiamo richiamato, no, la notizia di questa intesa vicina con l'Iran e poi, perdonatemi, pagina 3, Trump e gli alleati no, non hanno aiutato, potranno farlo però nelle prossime fasi. Questo appunto per la chiacchierata con il Corriere, il colloquio, vedete il virgolettato, il G7 è stato irrilevante per arrivare alla pace con l'Iran, pace che considero vicina, sviluppi positivi nella collaborazione con gli alleati, la domanda non ne ho idea, dipende da loro. Gli alleati degli Stati Uniti possono essere d'aiuto dopo, possono essere molto d'aiuto nel prossimo futuro, ma non sono stati d'aiuto adesso. Allora 8:42, Natalia, chiedo a te la conferma, magari i nostri ospiti sono già in collegamento, ci hanno raggiunto. No, non ancora, abbiamo una chiamata però. Ah, ok, allora facciamo sentire la chiamata, prego. Sì, mi sente? Pronto? Sì, prego. Pronto? Buongiorno, sono Gino. Non Ciao, ho una Gino, voce ben ritrovato. radiofonica perfetta. Spero che Grazie, su questo troppo mi gentile. scusiate. Però ecco, quello che volevo dire è un mio pensiero, è il fatto sul generale Vannacci. Io Sì. non sono d'accordo che questi generali, specialmente dell'esercito, soprattutto dell'esercito, si presentino in politica. Dopo che hanno fatto a un certo punto una certa carriera, si presentano in politica con la scusa: io sono stato nella Folgore, io nei reparti speciali, io di qua, io di là. Se tu sei militare, sei generale, fai il militare, non il politico. E ne abbiamo avuto di precedenti di generali, sempre dell'esercito, che poi alla fine non hanno concluso nulla. Un altro esempio poi, non è che voglio discriminare l'esercito, però un altro esempio su questi generali lo porto perché è difficile che noi vediamo un generale dei carabinieri che si presenta a far politica, è difficile che vediamo uno della Guardia di Finanza che si presenta a far politica. Invece nell'esercito Damicelli, Manetti, Viviani, ora quest'altro
che non sta facendo altro che danni e servire la sinistra, i comunisti della sinistra, perché probabilmente è comunista pure lui. Scusatemi lo sfogo, grazie. Grazie Gino. Perdonami che non ti avevo sentito più nell'ultima parte, e voi mi sentite, vero Natalia? Chiedo a te la conferma. No, Gino, quello che dici te è stato anche riportato da Dago Spia negli ultimi giorni, cioè si era sostenuto che Crosetto, quando poi un generale che comunque ricopre una posizione così apicale, i militari poi a quel livello non dovrebbero così occuparsi, impegnarsi in politica, Crosetto l'aveva voluto sospendere, però si era detto era una sospensione blanda quando aveva pubblicato il suo libro. Però effettivamente si pone il tema, perché come anche per gli stessi magistrati, no, questo impegno così in politica diretto può essere un problema. E qui vedete Dago Spia che comunque l'ha richiamata la questione anche ultimamente, Dago Report, su Vannacci, che di fatto sta facendo il gioco della sinistra, se l'antidoto per rimandare a Colle Oppio la destra della Meloni fosse l'ultradestra del Ducione Vannacci. E qui il riferimento appunto a questo suo gioco molto pericoloso per il centrodestra. Poi abbiamo ricordato proprio poco fa Silvio Berlusconi, che sicuramente non avrebbe gradito tutta questa disgregazione di un fronte del centrodestra che deve essere compatto, lui che si era così impegnato per federarlo. Allora sono le 9:45 e quindi Natalia credo che sia arrivato il momento, vero, della nostra intervista, sia a Carlo Piazza che a Andrea Bettega. Forse ci hanno raggiunto adesso, vero? No, non ancora. Abbiamo un'altra chiamata se vuoi. Ah, ok, allora sì, anzi scusate per le attese, perché magari voi eravate già in tentativo di collegamento per la chiamata. Facciamo sentire la chiamata appunto del nostro ascoltatore, prego. Pronto? Pronto, sì. Pronto? Buongiorno. Sì, Buongiorno. Volevo dirle questo, a parte il fatto che il generale quando sta... un generale che fa politica, quando era con la Lega andava bene, adesso non è più con la Lega, non va bene, questo discorso non lo capisco. Comunque, a parte quello, io mi concentrerei sul ministro dell'istruzione, che è della Lega. Io non ho capito perché il ministro dell'istruzione gira in giro a Torrone, deve andare lì, prendere il preside e cacciarlo via. Un leghista fa così, non è ammissibile che giri in giro, sembra che debba far vedere qualcosa, che si fa finta di controllare cosa hanno fatto. Deve prendere il preside e cacciarlo via, semplicemente. Per cui è ora di finirla, o fa il leghista o fa il pompiere, è ora di finire. Poi vi incazzate perché la gente vota Vannacci. Ecco, ma non ti sentiamo più, credo che sia finito il tuo intervento. Allora io intanto mi scuso con te Natalia, mi ero perso il tuo messaggio, ho visto che ci sono arrivati poi, stavo guardando anche tutti i vostri altri messaggi, per esempio Marcello di Ostia, dici che la sinistra in Irlanda del Nord minimizza i fatti di Belfast, del fatto di Modena pare che non sia successo nulla, addirittura ci sarebbero danni da risarcire all'automobilista secondo il legale. Oppure Pietro che ci ha scritto a proposito del cittadino decapitato, potrebbe essere non irlandese ma scozzese. E poi anche a Torino monopattini che arrivano addirittura a 40 all'ora, il limite è 25, senza casco, contromano, saltano da strada a marciapiede, non cambia nulla, senza i vigili strada. Ma invece a proposito di questa ultima chiamata che abbiamo sentito, ma in realtà non è che il ministro Valditara si stia muovendo da pompiere, che effettivamente sta valutando che cosa poi consente il quadro giuridico di riferimento, come agire, come intervenire. Però sicuramente io capisco il tuo sfogo, anzi sono d'accordo sul fatto che veramente certi docenti inqualificabili, soprattutto per la forma di censura, cioè qui quello che è stato criticato da loro è praticamente sostanzialmente il pensiero politico che loro hanno manifestato, quindi qualcosa di veramente assurdo. Io invece volevo un attimo ricontrollare gli altri messaggi che ci avete inviato, per esempio ho visto qui a proposito anche dei monopattini di Torino, e intanto riprendere anche la parte relativa al Corriere della Sera di oggi,
perché eravamo a pagina 3 proprio per questa chiacchierata di Trump con la redazione. Allora vedete qui poi invece i numeri, il 90% la soglia, l'Iran sarebbe arrivato a un livello di arricchimento del 60% dell'uranio, proprio per la produzione di una bomba atomica, che serve invece il 90%, ma già oltre il 20% è considerata una soglia critica. Per questo a livello internazionale si è deciso di mettere un limite all'arricchimento al 20% e poi i 24 miliardi. E quindi il valore dei fondi iraniani, per lo più provenienti dalla vendita di petrolio, che sono attualmente congelati all'estero, e poi questi asset rappresentano un elemento centrale proprio nell'ambito dei negoziati tra Washington e la Repubblica Islamica. Qui vedete anche oggi ci sarà questo team negoziale che proverà a finalizzare l'accordo per la firma. A metà aprile le parti acconsentono, qui vedete le tappe, no, per ricostruire praticamente questo processo di trattativa. A metà aprile le parti che acconsentono a una proroga della tregua, mentre restano aperti 3 nodi principali, cioè nucleare, Hormuz e le sanzioni. L'8 aprile Stati Uniti e Repubblica Islamica, qui torno indietro, vedete, concordano una tregua di 2 settimane con stop ai bombardamenti e riapertura parziale dello stretto di Hormuz. Il 13 aprile Trump annuncia la chiusura dei porti iraniani. Io poi volevo riprendere anche l'articolo di oggi per Libero del nostro direttore Giovanni Sallusti. Allora andiamo a pagina, credo sia 21, se non ricordo male, anzi forse prima, vediamo, pagina 11. Avevo questo uno finale in mente e in realtà ecco lo andiamo a prendere da qui. Vedete, Libero di oggi, andiamo a pagina 11, ve lo apro da qua, a proposito dei deliri woke della sinistra. Dal patriarcato allo Shoah, deliri alla festa dell'unità. Vedete le proposte, apre l'edizione 2026 della Kermesse del PD a Roma tra antifascismo e LGBT, lo stupidario walk in 2 settimane di eventi con Boldrini, Cirinà e soci. E infatti tanti avevano anche commentato con questi ospiti qui e poi sempre con il solito minestrone di walk e politicamente corretto, ospiti del genere fanno scappare gli elettori, sono scaccia elettori. Agenda rosa, per la Scani la leadership della Meloni, sentite, è femminile ma non femminista. E poi, qui vedete l'arcobaleno, la sinistra è passata dalla vecchia utopia egualitaria a quella diversitaria. Abbandonate insomma i proletari. Questo è un tema, sapete, su cui ha insistito tanto anche il sociologo Luca Ricolfi. Figurano poi incontri involontariamente comici. Roma è cambiata, qui scrive il nostro direttore Giovanni Sallusti, è diventata moderna, verde, inclusiva, una sorta di borgo elvetico, titoli dadaisti, la notte è una risorsa da vivere e valorizzare, e poi classici intramontabili, una serata semplicemente intitolata l'antifascismo. Non c'è bisogno di aggiungere altro, anche perché si è in ritardo di 80 anni. Su tutto la sensazione dominante di un cambio di paradigma, descritto magnificamente dal sociologo canadese Mathieu Bock-Côté. Quello per cui la sinistra postmoderna, qui post tra parentesi, è transitata dalla vecchia utopia egualitaria di conio marxista all'utopia diversitaria dello stupidario woke, la celebrazione acritica di qualunque diversità sessuale, culturale, di genere, di provenienza. Non ci meraviglieremmo se venissero serviti tofu e involtini primavera al posto delle salamelle, che sono robaccia da proletari, anzi da proletavi, qui con la R moscia, proprio da radical chic, radical shock di sinistra. Vedete qui l'immagine della locandina, vabbè, Elly Schlein, qui con il suo regal portamento, Villa Lazzaroni Roma dal 12 al 28 giugno 2026. Ma a proposito di Roma, oggi poi La Verità spiega che appunto ci sono tutte queste manifestazioni, quello pro vita, la manifestazione anche contro la remigrazione, le contromanifestazioni organizzate poi dalla sinistra, dai violenti che vogliono protestare contro questa ipotesi della remigrazione, e poi anche il congresso di Futuro Nazionale. E allora andiamo ad aprirlo direttamente dalla Verità. E poi a proposito del woke, anche questa notizia assurda che alla fine è quasi ovvia, inevitabile, cioè l'ordine dei veterinari portoghesi
che non curerà chi si identifica come animale, questo proprio per citare le follie di chi si reputa diverso, le follie della sinistra che deve tutelare tutte queste infinite minoranze, in questo caso però qui siamo veramente a casi psichiatrici. Allora vedete, però ve lo richiamo da qua, da pagina 8, e poi ovviamente anche il tema di tutte queste manifestazioni oggi a Roma. Andiamo sulla verità di oggi, vedete intanto anche a Modena va in scena il Baby Pride, quello che stavamo dicendo prima, veramente un altro scandalo che ci lascia basiti ma che ci fa anche indignare, inferocire. All'evento LGBTQ+, oltre alle solite sfilate con tanto di bear party, gay orgogliosamente in carne e pelosi, è previsto uno spazio dedicato a bimb, qui con Joshua e famiglie, sulla falsariga di Budrio. In programma letture gender a cura dei nuclei arcobaleno. E qui vedete proprio il tentativo di indottrinamento pericolosi, una tipica foto da Gay Pride, a sinistra la locandina di questo Pride di Modena in cui è previsto lo spazio per bimb, con la schwa e famiglie. Da Perché hai due mamme a Perché hai due papà di Francesca Pardi, nato per aiutare i bambini con due genitori dello stesso sesso nel rispondere alla curiosità degli altri, a un altro libro della stessa autrice dal titolo Qual è il segreto di papà, spiegato come un racconto che parla di omosessualità con parole semplici e dirette. Età di lettura consigliata dai 4 anni, certo perché a 48 mesi si è già in grado di comprendere temi delicatissimi quali sessualità e identità di genere. Per non parlare poi, qui proprio tutta una rassegna di tutto quello che è previsto, no, in questo contesto, per non parlare del giorno specialissimo di Marlon Bundo, di Jill Queens, storia gay di un coniglietto che si innamora di un altro coniglietto di nome Wesley e decide di sposarsi con lui, e di cui già si era occupata la verità. Consigliato ai piccoli dai 5 ai 10 anni, come l'importante è che siamo amici, dove l'orsacchiotto Thomas preferisce essere Tilly. L'autrice Jessica Walton voleva scrivere una storia con un protagonista transgender per raccontare al figlio l'esperienza del padre diventato trans. Aveva cercato finanziamenti su un sito di crowdfunding ricevendo montagne di denari. Insomma, qui esordisce commentando Patrizia Floderreiter, poveri piccoli, dopo Budrio, dove c'era abbondanza di gadget di carattere pornografico, avranno uno spazio loro dedicato anche al terzo Modena Pride, nell'area BIMB con lo schwa. Questo quindi a proposito di indottrinamento gender, ma poi l'altra notizia che vi stavo richiamando prima, anche questa abbastanza agghiacciante, cioè poi alla fine con una reazione, verrebbe da dire, ovvia, inevitabile, però questo fa capire proprio come no, sosteneva Chesterton che poi bisognerà combattere per sostenere che le foglie ed estati sono verdi. L'ordine dei veterinari portoghesi, ti senti animale, non ti curiamo, sono i cosiddetti Therian, coloro che si identificano con gatti, cani o altre bestie. Qui vedete la didascalia della foto, psichiatrici, una ragazza che si identifica con un quadrupede. La notizia circola già da un po' di giorni. L'Ordine dei Medici Veterinari del Portogallo ha fornito indicazioni a tutti gli iscritti nel caso si presentasse in ambulatorio una persona che identificasse se stessa non come essere umano ma come animale, chiedendo di essere curata. Astenersi dall'effettuare o proporre alcun trattamento clinico e indirizzare, ma guarda un po', il postulante verso il vecchio medico condotto di una volta o al massimo in un ospedale. Una persona che si identifica come animale continua a essere un essere umano davanti alla legge e quindi viene spiegato sul quotidiano. Io allora però vedo che è connesso, scusatemi per l'attesa, ho visto solo ora, c'è Andrea Bettega che ci ha già raggiunto. E allora Andrea, scusami per l'attesa, ma ci senti, ci ascolti? Ciao a tutti, ciao Pier Vittorio, grazie. Grazie Andrea per averci raggiunto. Nel frattempo chiedo anche se ci abbia raggiunto invece Carlo Piazza. Allora Andrea Bettega, ricordiamo, coordinatore provinciale della Lega Giovani di Lecco. Allora Andrea, subito per commentare questo risultato delle elezioni comunali che si sono tenute a Lecco, dicevamo una vittoria poi al secondo turno al ballottaggio con Filippo Boscali e questo ticket con appunto Carlo Piazza che invece è stato candidato designato come vice sindaco. L'apporto, ti chiedo subito l'apporto della Lega Giovani a quello che è stato un risultato determinante per veramente insomma un risultato di rimonta, di remontata. Beh, sicuramente i lecchesi aspettavano questo giorno, questo momento da tantissimo tempo, da ben 16 anni che il centrodestra non governava la città di Lecco. È stata una vittoria al secondo turno, al primo turno comunque
siamo andati molto bene, abbiamo preso più del 48,5%, poi al secondo turno finalmente siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo visto una Lega che ha preso più del 10% e quindi è un buon risultato, e i giovani della Lega come sempre hanno dato il loro supporto e il loro contributo. Siamo partiti in questa campagna elettorale, con questa campagna elettorale più di 1 anno e mezzo fa, abbiamo fatto tanti gazebo, tanti eventi, tanti incontri, siamo stati presenti in mercati e quindi, nel senso, tutta la squadra della Lega ha fatto un bel lavoro e infatti poi ne testimonia tutti i voti che siamo riusciti a raggiungere. Come Lega Giovane abbiamo fatto anche lo scorso 16 di maggio un evento con il Centrodestra Unito, che si chiama, l'abbiamo chiamato Stati Generali dei Giovani del Centrodestra. C'erano anche i rappresentanti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Per la Lega è venuto Luca Toccalini, poi c'era Simone Leoni e il consigliere regionale Schiavi per Fratelli d'Italia. Un gruppo giovani della Lega che grazie a questo... Dimmi? No, scusami che ti ho interrotto, stavi dicendo appunto grazie ai giovani della Lega. È un gruppo giovani della Lega che è cresciuto in questa campagna elettorale, perché soprattutto sull'Ecco Città si sono avvicinati tanti nuovi ragazzi e tante nuove ragazze proprio per questa campagna elettorale, perché tante persone si sono avvicinate a noi, vuoi per conoscenti, vuoi che si sono fermati al gazebo, vuoi che si sono fermati ai banchetti, e adesso proprio abbiamo, giusto l'altro giorno, abbiamo costituito proprio il gruppo della Lega Giovani di Lecco Città, dove abbiamo nominato Matteo Perillo, che è stato candidato consigliere in questa campagna elettorale e che seguirà un po' lui tutto il gruppo giovani della Lega di Lecco. Poi dobbiamo anche calcolare che è entrato un ragazzo del 95, Roberto Manfreda, detto Manfre, in consiglio comunale, e quindi ci sarà un ragazzo della Lega Giovani, oltre a Carlo che farà il vice sindaco, all'interno del consiglio, e quindi questa è una bella notizia. Ecco, oltre a Carlo Piazza, designato vice sindaco, ormai si avvia adesso a tutti gli effetti vice sindaco di Lecco. Carlo, credo che tu già ci abbia raggiunto, sei in collegamento, vero? Ci senti? Sì, vi sento forte e chiaro. Buongiorno a tutti. Grazie mille, veramente onoratissimi di riaverti come ospite. Allora Carlo, subito la domanda, intanto veramente complimenti, no? Le congratulazioni per questo risultato, anche poi tuo personale, che sei stato recordman di preferenze, no? Oltre 500, se non mi sembra quasi 600, se non ricordo male, ma poi la prova di compattezza, di concretezza del centrodestra di Lecco, che ha saputo ascoltare i cittadini. Ecco, cosa è stato secondo te determinante poi in questo successo della Lega, del centrodestra unito a Lecco, il fattore che secondo te ha più convinto gli elettori e poi li ha portati anche al secondo turno a mobilitarsi così? E qui smentito, no, il classico copione che vuole magari il popolo di centrodestra un po' più refrattario a tornare alle urne al secondo turno. Ma possiamo partire da una parola, l'ascolto. L'ascolto è stato fondamentale in questa campagna elettorale. Con tutta la coalizione abbiamo basato la campagna su questa parola, su questo metodo di lavoro, un metodo molto importante, perché in questi 6 anni l'amministrazione uscente non l'aveva fatto, non aveva ascoltato, si era chiusa nel palazzo e si era trincerata dietro il potere. Mentre noi, partendo oltre 1 anno fa, con i primi gazebo, con le prime raccolte firme, con le prime richieste di maggiore sicurezza, con i primi momenti di confronto con le associazioni nei vari quartieri, associazioni sportive, sono stati fondamentali. Ecco, noi siamo partiti da qui, siamo partiti confrontandoci proprio con le persone direttamente, per strada, già ci fermano, ci dicono: mi raccomando, ci avete promesso questa cosa, vedete di farla. E questo è un grande senso di responsabilità. Noi abbiamo costruito la lista della Lega con questa maniera, incontrando tutte le parti vive e tutti i cittadini che volevano portare la propria idee, le proprie azioni dentro nella macchina amministrativa. E questo è stato un po' il nostro successo.
Esatto, una grande capacità di ascolto unita ovviamente a una visione per il futuro. E qui voglio far intervenire il nostrissimo e instancabile Matteo Desio, come sapete, conduttore lunedì mattina qui su Radio Libertà per Tela Radio dell'America. Matteo, ci hai raggiunto, vero? Sei con noi, siete nostri. Esatto. Buongiorno ai nostri ospiti, che è un piacere avere qui in radio. Grazie per la vostra partecipazione. E cominciamo poi con una domanda importantissima, anche capire quali saranno le prime misure per questa nuova amministrazione e cosa ci lascia quindi chi c'era prima, e come proverete assolutamente, lavorando come sempre con il massimo impegno, che è sempre quello che contraddistingue gli amministratori leghisti, cosa farete per cercare di migliorare la situazione dei cittadini di Lecco? Ma allora, siamo partiti subito con il sindaco che si è mosso, ha chiesto un incontro al prefetto per attivare l'operazione Strade Sicure nella nostra città, un'operazione che in maniera ideologica l'amministrazione uscente non aveva attivato, e invece noi nelle prossime settimane ci muoveremo in maniera formale per attivarla. Quindi il tema della sicurezza sarà centrale, perché alcune zone della nostra città purtroppo sono zone franche, sono zone dove alcuni maranza la fanno da padrone. Questo per noi è inaccettabile. Quindi primo tema, sicurezza. L'altro tema è della viabilità. La viabilità in questi anni nella nostra città, proprio perché la sinistra ambientalista voleva piste ciclabili ovunque, ha invertito sensi di marcia, ha creato delle piste ciclabili semplicemente sul modello di Sala di Milano, cioè pitturando per strada con una linea dicendo questa è una nuova pista ciclabile, e martoriando tutte quelle zone della città dove queste sono state realizzate. L'altro tema è il tema dei parcheggi. Nei prossimi mesi avvieremo una revisione completa del piano parcheggi, che si muoverà su due azioni. La prima, rendere la prima mezz'ora gratis per tutti i cittadini residenti in città, e la seconda, la costruzione di alcuni hub silos in alcuni quartieri strategici che ci permetteranno di dare un doppio servizio. Il primo per i residenti, per chi vive lì, e il secondo per i commercianti, per aiutare a sostenere il commercio nei rioni. Ecco, chiarissimo questo, anche perché fa capire anche sempre poi come un'amministrazione di centrodestra vuole muoversi, no? A difesa dei cittadini, mentre spesso la sinistra quasi fa la gara, no? A tassare, a rendere la vita impossibile. Io con i nostri ospiti, appunto con Carlo Piazza, che appunto, ripetiamo, si avvia a diventare vice sindaco per la Lega di Lecco, e con il nostro Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani della provincia di Lecco, volevo commentare anche questo articolo di oggi, uscito appunto sulla Verità, pagina 7, cioè la gara fra i sindaci rossi a chi alza di più le tasse sulle vacanze, cioè un'altra misura odiosa. Vedete, ve lo inquadro da qui, a proposito dei radical tilt, vedete, è partita la gara tra i sindaci rossi a chi alza di più le tasse sulle vacanze. Gualtieri chiede maggiore autonomia sull'imposta di soggiorno, Milano vuole alzarla come a Firenze, in 5 anni incassi raddoppiati. Allora chiedo a entrambi, soprattutto prima a Carlo Piazza, ecco, qual è stata secondo te la principale poi difficoltà durante questa campagna elettorale da parte insomma della sinistra uscente a Lecco a motivare quello che era insomma avvenuto nei 5 anni di governo, comunque di sgoverno, di cattiva amministrazione, perché magari avete dovuto anche vi siete dovuti confrontare con un centrosinistra che probabilmente ha cercato anche di scopiazzare vostre idee, vostri programmi, nel tentativo un po' maldestro poi di camuffare i propri errori o le proprie omissioni, e quindi magari un centrosinistra che ha fatto appello a promesse un po' anche da marinaio, di fronte però comunque a oggettivi fallimenti, comunque a delusioni che aveva sicuramente poi destato nell'elettorato. Ma a Lecco, come in tutte le città del lago di Como e come alcune grandi città della Lombardia, esiste un problema della casa, un problema dell'abitare. Noi con Andrea e con i ragazzi della Lega Giovani questo tema l'abbiamo denunciato a settembre. Inizialmente il centro-sinistra
ha sottovalutato questo tema dicendo che era un problema solo nostro, era un problema di nostra percezione. E invece poi dopo, quando abbiamo lanciato nel nostro programma l'idea di dare un contributo per under 35 che vogliono rimanere in città, l'hanno copiato. Quindi la cosa pazzesca è stato vedere che prima negavano il problema e poi l'hanno copiato nel loro programma elettorale. Quindi questo è stata, diciamo, la chicca, la ciliegina della torta della campagna del centro-sinistra. Un altro tema sul tema delle tasse è che hanno negato il fatto che la loro aliquota IRPEF comunale è al massimo 0,80. Sostenevano che anche in altri comuni del nostro territorio fosse così, quando invece analizzando il dato è stato smentito dalla realtà. Quindi hanno fatto una narrazione molto basata sulle loro idee, sulla loro visione, ma senza pensare alle soluzioni concrete per dare lecchesi, cose che invece noi abbiamo fatto. Esatto, senza pensare alle soluzioni concrete, ma poi immaginandomi appunto che ovviamente quasi come se si volesse cancellare quello che però loro avevano realizzato, diciamo, di criticabile, di censurabile in questi anni di amministrazione uscente. E allora veramente ancora grazie a Carlo Piazza, vice sindaco di Lecco, ormai lo possiamo dire, no? Chiaramente, così esplicitamente, grazie. Esatto, noi per scaramanzia dobbiamo dire, no, che si avvia, che sta per diventare, però veramente ancora complimenti per questa campagna elettorale, ancora complimenti ad Andrea Bettega, grazie per essere stato con noi, coordinatore provinciale appunto della Lega Giovani di Lecco, grazie per quello che ci avete detto e soprattutto per aver condiviso queste prospettive, priorità, no, di una nuova stagione amministrativa, anche per averci ricordato poi alla fine qual è il modello vincente per il centrodestra, perché veramente il caso Lecco, no, diciamo, può far da scuola per tutto il territorio nazionale. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buon lavoro. Grazie e ancora complimenti e chiedo a te Natalia la conferma e anche a Matteo, credo che ci abbia già raggiunto anche l'altro ospite, ovvero Francesco Giubilei. Vero Francesco, ci senti? Dammi 10 secondi. Ah, perfetto. E allora, vedete, io l'avevo un attimo inquadrato, riprendo perché l'avevo fatto velocemente, questo della gara tra i sindaci rossi a chi alza di più le tasse sulle vacanze, vedete Gualtieri che chiede maggiore autonomia sull'imposta di soggiorno, Milano che vuole alzarla come a Firenze, il problema è che l'esempio di Firenze sta facendo proseliti e questo l'abbiamo richiamato prima, no, durante l'intervista ai nostri ospiti Carlo Piazza e Andrea Bettega, proprio per far capire che poi veramente la sinistra magari in campagna elettorale si espone in un modo, parla con un determinato linguaggio, poi alla prova dei fatti però la tentazione è sempre quella dello scippo, di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Quello che stavamo prima richiamando, commentando anche la prima pagina del Tempo di oggi, no? Vedete la vignetta di Ellie Schlein, lo scippo. Aveva ragione Galeazzo Bignami che ha sollevato il caso, nel libro della Schlein si parla di patrimoniale oltre 500.000 euro, insomma la sinistra delle tasse. 9:11, Natalia, chiedo a te la conferma, probabilmente Francesco Giubilei adesso è dei nostri, vero? Sì, buongiorno. Ciao Francesco, ben ritrovato, grazie per essere con noi, veramente sempre un grandissimo onore, grazie ancora. Grazie a voi per l'invito. Grazie Francesco. E allora, come stavamo dicendo, oggi abbiamo richiamato anche il tuo articolo per il giornale, proprio su questo caso del liceo di Cesena. Abbiamo anche detto, insomma, questa Emilia Romagna è sempre un laboratorio rosso, però con te volevamo iniziare a parlare prima di immigrazione, di quello che è successo a Belfast, l'abbiamo richiamato prima anche dal nostro sito, dall'home page di Radio Libertà, ecco, perché proprio l'intervento di Fabio Dragoni con il nostro direttore Giovanni Sallusti da Novac a Belfast sanno solo taroccare. E allora ti chiedo subito, ecco, questi fatti di Belfast, tu ti sei occupato anche di questo, qui richiamo anche l'articolo che avevi scritto su questo per il giornale, il fallimento sociale del Regno Unito che ha abdicato alla propria identità, la rivolta che scuote l'Irlanda del Nord che certifica la rottura di un equilibrio secolare. Allora ti rivolgo subito questa domanda, no? Come interpreti questi scontri, queste violenze e soprattutto poi la narrazione mainstream che ha prima minimizzato il fatto dello sgozzamento, poi ha voluto colpevolizzare i protestanti, poi addirittura alcuni a sinistra che si sono lamentati del fatto che siano stati diffusi video proprio del tentativo di decapitazione.
Sì, ci sono due casi molto emblematici che sono avvenuti in Gran Bretagna, uno in Inghilterra, a Southampton, e un altro a Belfast, in Irlanda del Nord. Il caso di Southampton è quello del giovane diciottenne che lo scorso dicembre è stato ucciso con una serie di coltellate da un immigrato sikh, e quando è arrivata la polizia, è stato diffuso questo video proprio pochi giorni fa in occasione del processo, la polizia cosa ha fatto? Ha ammanettato a terra questo giovane che stava morendo e che gli diceva: guardate, mi hanno accoltellato, e la polizia non gli credeva, e c'era quello che era stato il suo assassino che lo accusava di razzismo. E dall'altro lato c'è stato poi un altro video che ha suscitato una reazione anche popolare forte, che è quello a Belfast, in Irlanda del Nord, in cui si vede un altro immigrato che cavalcioni su il nordirlandese e prova a sgozzarlo, e l'irlandese si salva solo grazie all'intervento di alcuni passanti, suscitando poi una rivolta con una serie di proteste che hanno portato poi a mettere ferro e fuoco la città, proteste che nascono dall'esasperazione ormai diffusa in gran parte delle popolazioni europee di fronte a un modello di multiculturalismo che è un modello evidentemente fallimentare, che è un modello che non funziona, e nel momento in cui per anni i popoli europei si vedono non solo negare, ma anche appoggiare da parte di un certo establishment questo modello di immigrazione incontrollata, e avvengono fatti di questo genere, è normale che ci sia una reazione come quella che abbiamo visto a Belfast, che penso possa essere una reazione che rischia nei prossimi anni di avvenire anche in altre parti d'Europa, compresa l'Italia. Esatto, una reazione che probabilmente tutto questo, cioè, ovviamente è venuta fuori anche perché le persone veramente non ne potevano più, erano stufe, e quindi perciò dopo tutto questo ribollire anche, insomma, una protesta così violenta. Però prima abbiamo anche ricordato i 2 pesi e 2 misure, le 2 misure, perché appunto nel caso poi delle proteste di Floyd la sinistra si era subito precipitata a chiedere che venissero liberati tutti quei teppisti che si erano resi protagonisti, no, di violenze. E invece apriamo l'altro tema con te, Matteo, perché prima abbiamo richiamato proprio l'articolo sul giornale di oggi di Francesco Giubilei su questo caso degli studenti puniti per uno striscione. Abbiamo prima anche commentato l'intervista per Il Tempo del ministro Valditara proprio su questo caso, su questo episodio. Questo è un episodio che è abbastanza incredibile, che abbiamo con il giornale contribuito a lanciare anche a livello nazionale, che è avvenuto a Cesena, che peraltro è anche la mia città. Io ho studiato al liceo di fianco al Monti, quindi conosco abbastanza bene la situazione. Ed è incredibile perché in Emilia-Romagna le scuole pubbliche, questo basta leggere un po' le cronache, sono caratterizzate nel corso degli anni da numerose occupazioni, le università, cito Bologna su tutti, in cui ci sono collettivi, Propal, che più ne metta. E in quel caso va tutto bene, nessuno dice nulla. Poi ci sono 2 ragazzi che espongono uno striscione l'ultimo giorno di scuola in modo anche un po', se vogliamo, goliardico, ma con scritto Italia agli italiani, insomma una frase che peraltro è una frase che viene detta per la prima volta da Carducci, insomma, che non mi sembra un pericoloso estremista, e riprende anche una visione che è la visione di Mazzini, e per aver esposto questo striscione non solo gli viene dato il 6 condotta e vengono condannati sanzionati a dover svolgere una tesina rieducativa al modello Corea del Nord, in cui in questa tesina rieducativa tra i vari temi toccati c'è l'obbligo di leggere questo testo che si intitola Gli africani siamo noi, quindi già questo è abbastanza esplicativo. Ma c'è anche un intervento dell'amministrazione comunale di una città che è un capoluogo di provincia
da quasi 100.000 abitanti, e voi mi dovete dire se un'amministrazione comunale sul sito ufficiale del comune deve fare un comunicato stampa dicendo che questo striscione rappresenta una offesa per tutta la città. E peraltro questo liceo si trova vicino alla zona della stazione, e immaginatevi cosa avviene di fianco alla zona della stazione, cioè da parte degli extracomunitari, scippi, rapine e risse costanti. In quel caso non si dice niente. Nel caso dello striscione, offesa per la città, con tanto l'intervento di PD, AVS e CGL, non si capisce cosa c'entri, e politicizzando questa vicenda, che però diventa un boomerang perché giustamente c'è stata una reazione che ha portato poi anche la richiesta all'intervento del ministro Valditara e la richiesta da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna di chiarimenti all'ufficio scolastico provinciale e alla scuola sul motivo per cui è stata data una sanzione, che è una sanzione che interviene evidentemente nel merito di quanto scritto in questo striscione, quando era stato detto dai docenti che invece la sanzione era avvenuta per il fatto di aver esposto un cartello a prescindere dal contenuto. E dico un'ultima cosa: abbiamo poi scoperto, con un video che abbiamo pubblicato ieri, che all'interno della stessa scuola nel corso dell'anno si sono svolte lezioni dentro le classi, normalmente come se non la fosse, con la bandiera della Palestina, cioè una bandiera straniera dentro una scuola pubblica italiana si può tenere, si possono fare lezioni. Scrivere Italia agli italiani si viene sanzionati. Esatto, questo sempre per due pesi e due misure. Prima abbiamo anche richiamato quello che appunto diceva il ministro Valditara, cioè di questa sovraesposizione della causa Pro-Pal nelle scuole, ma poi insomma lo stesso intervento dell'Albanese, che era stata chiamata senza contraddittorio. Matteo, ti do a te invece la parola, perché proprio su questo caso della punizione, che sembra gravissima per gli studenti, perché addirittura poi il 6 in condotta, veramente abbiamo detto qualcosa di orwelliano, staliniano, ecco. Esatto, perché è una punizione alla fine di un percorso scolastico, una punizione secondo me alla fine performativa, cioè solo per far vedere al resto dell'Italia, dopo che questo caso mediatico è scoppiato in mano a delle istituzioni scolastiche, ovviamente non sono tra virgolette allenate per queste situazioni, ma hanno deciso tra l'altro di danneggiare non solo l'esame di maturità, che magari a qualcuno può dare il peso che vuole, ma la possibilità magari degli stessi ragazzi, di poter accedere a una vita post scolastica, quindi universitaria o lavorativa, migliore, proprio perché ci sono, non dimentichiamoci, delle scuole, delle posizioni di lavoro per cui il voto della maturità è importante. Parliamo quindi di una scuola che preferisce distruggere 2 studenti piuttosto che magari implementare un dibattito o un'organizzazione migliore nel corso dell'anno scolastico, invece che alla fine con la maturità, in cui non si può più fare, tra virgolette, niente con lo studente. Francesco, non so se ci senti, forse... Sì, vi sento. Sì, prego, chiediamo sì, al nostro ospite sia il suo parere, sia anche se sei contrario, a noi fa piacere. No, è molto vero quello che è stato detto, cioè è chiaro che di fronte poi a una decisione di questo genere si va anche a influenzare quello che sarà evidentemente l'esito della maturità per gli studenti, e quindi si va anche a creare poi nel loro percorso scolastico il rischio di avere delle conseguenze concrete, quando invece tanti altri studenti che hanno fatto fatti ben più gravi, ritorno a quanto dicevo prima per gli striscioni, magari in altri istituti, le occupazioni eccetera, non solo non si danno conseguenze, ma in quel caso c'è anche un avvallo da parte dei professori, cioè il fatto che gli stessi buoni professori che abbiano
in questo caso sanzionato gli studenti in altre classi dello stesso liceo, hanno svolto le lezioni dentro le classi con la bandiera della Palestina, con i cartelli e Free Palestine, eccetera, in quel caso nessuno ha detto niente, è un doppio standard che è un doppio standard oggettivamente inaccettabile. Assolutamente sì. E allora io con te, Francesco, volevo commentare sul tema, invece ritorniamo a quello della narrazione della sinistra a proposito dei fatti di Belfast, quello che è accaduto in Regno Unito e nell'Irlanda del Nord. Volevo richiamare, torniamo appunto a questo tema, l'articolo di oggi sul tempo di Vittorio Feltri, il tempo di Feltri, Belfast, Oriana ed io, la rabbia, l'orgoglio, il prezzo da pagare di una politica cieca, la premonizione della fallaci, completa sottomissione all'Islam e poco onorevole resa dell'Occidente, e poi non giustifico la violenza, ma dobbiamo analizzare la matrice che l'ha provocata nei nordirlandesi. A proposito poi di pannaccismo, qui l'altro virgolettato suo di questo suo articolo attecchisce perché la gente non ne può più delle finzioni della sinistra. E allora, in conclusione, Francesco, te la senti, ecco, di sottoscrivere questa idea, di condividere questa idea di Vittorio Feltri? Vorrei che Oriana, qui lui ha concluso il suo articolo, fosse qui con le sue sigarette, il suo livore, la sua fama di verità e la sua grandezza così prepotente. Belfast è l'inizio, prima lo capiremo e meglio sarà per tutti. Insomma, se sei d'accordo con questa sua valutazione, con questa sua conclusione, ecco. Dico che purtroppo sono d'accordo, nel senso che vorrei non esserlo, perché vorrei non dover commentare, ma nessuno di noi vorrebbe dover commentare questi fatti, ma purtroppo temo che li dovremo commentare sempre più frequentemente, perché quello che accade a Belfast, quello che è accaduto in altre occasioni in Francia, quello che accade in Inghilterra e quello che accade in gran parte dei paesi nord europei è un qualcosa che fino a qualche anno fa in Italia eravamo riusciti a evitare, cioè il fatto che si è sempre detto in Italia non ci sono stati, ricorderete, attentati terroristici di matrice islamica, in Italia si è riusciti ad avere una convivenza migliore, eccetera, ma in realtà non è più così. Quanto accade a Modena, dove per miracolo non ci sono state vittime nell'attentato del marocchino di seconda generazione che con la macchina si è scagliato sulla folla e poi ha cercato di accoltellare i presenti, e si è negata poi anche una matrice che fosse una matrice in realtà non solo connessa, come è stato detto, ai problemi psichiatrici e quant'altro, ma c'era evidentemente anche una matrice di altro genere legata poi alle stesse modalità che porta avanti il terrorismo islamico. È un campanello d'allarme per il rischio che anche in Italia potremo purtroppo nei prossimi anni dover commentare fatti di questo genere, e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare che quanto già avviene nel nord Europa, e da questo punto di vista abbiamo anche gli esempi, possa poi accadere anche dalle nostre parti. Esattamente, purtroppo è proprio così, c'è il rischio che questo poi diventi sempre più diffuso, e infatti qui vedete siamo ormai in conclusione, anzi scusami Natalia, sono 9:26, volevo solo richiamarvi, pagina 16 di Oggi La Verità, apriamo gli occhi per gli islamici noi siamo servi, è fondamentale che l'Occidente si risvegli. Allora, se potete recuperate anche questo articolo a pagina 16 di Oggi La Verità di Silvana De Mari. Grazie ancora a Francesco Giubilei per tutto quello che ci hai detto, grazie sempre per la tua lucidità di analisi. Grazie a te Matteo per essere stato con noi. Ovviamente ci ricordiamo che lunedì sarà in onda, no? Per te la rido io l'America su queste frequenze di Radio Libertà. Grazie a te Natalia, grazie a tutti voi che ci avete mandato messaggi chiamati. Purtroppo non siamo riusciti a rispondere a tutti i vostri messaggi chiamati, risponderemo poi dopo. Allora buona continuazione qui con i programmi di Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna stampa.